L'errore di Biximo con Braveheart che va a condurre su Brunello Grimm, che al cui interno c'è numero 2 Bagar squalificato, all'esterno, sposta subito numero Brunello Grimm 5 per anticipare Biximo squalificato, e così Brunello Grimm in meno di 200 metri si porta sul leader Braveheart Zach LG e passa a condurre gradualmente al suo esterno Briogual. Terza posizione in corda per Belle Époque, intanto ha preso il comando Brunello Grimm e completa il quarto iniziale in 30 netti. All'esterno Briogual, il favorito, che a questo punto dovrà sudarsela. In seconda posizione Braveheart Zach LG e più indietro c'è Belle Époque, gli altri decisamente più discosti. Vediamo il passaggio ai 600, 45,2, si viaggia sul piede dell'1,15,3 con in vantaggio Brunello Grimm. All'esterno si impegna Briogual, alla corda c'è sempre Braveheart Zach, poi Belle Époque, numero 11 Bowie squalificato, Brendas, quindi bugia d'amore, via via tutti gli altri. Continua a condurre a gran ritmo, 59,4 i primi 800 per Brunello Grimm, Briogual all'esterno di Braveheart Zach LG. Chilometro che se n'è andato in 1,14,7, si accoda in seconda posizione ora Briogual, ma Brunello Grimm ha sempre due lunghezze abbondanti di margine. E siamo all'attacco della curva conclusiva con Brunello Grimm, poi Briogual. Brunello Grimm si mantiene due lunghezze abbondanti avanti all'avversario e percorre l'ultima curva ancora nettamente in vantaggio. Retta d'arrivo con Brunello Grimm che è in netta evidenza. Brunello Grimm viene a rifinire la sua prestazione con un 15 a chiudere. Secondo posto per Briogual e al terzo finisce Belle Époque. Bel primo piano per Brunello Grimm che ripete così l'ultima vittoria sulla pista. 1,14,9 il ragguaglio conclusivo per l'allievo di Giuseppe Citarella, in salchi al quale Davide Angeletti ha preso in breve il comando e ha respinto tutti i tentativi del favorito Briogual, finito comunque ancora ottimo secondo davanti a Belle Époque.